serata dello spareggio, una poltrona per due, Mirano e Valli Futsal a Chioggia, chi vince va diretta in C1, chi perde avrà la lotteria dei playoff per provare a raggiungere la massima categoria regionale. Dalla Palacicogna di Ponzano Veneto, la voce del vostro Stefano Testoni, con al mio fianco il commento tecnico per raccontare questa sfida di Roberto Tosin. Ciao Stefano e buonasera a tutti. Inquadrati intanto i due direttori di gara, i signori Nicolò Stocco di Treviso e Davide Piazza di Padova, che stanno decidendo con Capitan Bullo per il Valli e Scandagliato per il Mirano, che andrà a battere il primo calcio d'avvio. 60 minuti di pura energia, di pura follia. Ma andiamo subito a leggere le formazioni con il Valli Futsal Chioggia di mister Sandro Boscolo Agostini, che schiera con il 2 Luca Boscolo Visto, con il 4 Schiavon, 5 Vianello, 6 Marangonna, 7 Pagan, 9 Penzo, 11 Boscolo, 14 Zacconi, 20 Capitano Bullo, 21 Claudio Boscolo Visto, 22 Fasolin, 23 Simone Marangonna. Il Mirano di Nicolas Stein schiera con il numero 2 Soncin, con il 3 Capitano Luca Scandagliato, con il 5 Vanin, 7 Stocco, 8 Caregnato, 9 Biagiola, 10 Zanchetta, 11 Colledan, con il 13 Bassic, 17 Baso, 21 Bonotto, 23 Fabris. Roberto, un campionato che termina stasera, un epilogo giusto per quello che si è visto, 59 punti per entrambi, 19 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta per entrambe le squadre, anche a livello di numeri poi andremo a leggere gol fatti, gol subiti, insomma siamo lì, era giusto finire qui in questa bellissima cornice con una tribuna, quella davanti a noi, che è andata via via riempiendosi. Sì, dico anch'io il giusto, anche secondo me il giusto epilogo, è stato un testa a testa che è durato tutta la stagione, stasera siamo alla resa dei conti. Bonotto tra i pali, poi vedo Bassic con il 5 Vanille, il capitano Scandagliato nel rooster di partenza di mister Nicolas Stein. Dalla parte opposta c'è il capitano Bullo tra i pali, c'è un Boscolo Visto, i due gemelli con il 4 Schiavon, un pallone che sta rimbalzando forse un po' troppo, c'era poco rimbalzo controllato in quel pallone, i giocatori hanno chiesto di cambiare il pallone, in effetti anche Schiavone lo sta facendo vedere al signor Stocco di Treviso. Ti dirò Stefano, li avevo guardati durante il riscaldamento e mi sembravano in effetti che il rimbalzo era eccessivo. Credo si andrà al cambio perché mi sembra abbastanza ingiocabile, i giocatori sono abbastanza perplessi, lo stiamo vedendo. C'è già un capannello di giocatori con il signor Piazza al centro del campo, Stocco, primo arbitro, sta controllando assieme ai dirigenti federali i palloni, qualche risatina in campo, giusto per stemperare un po' la tensione. La tensione, va bene così. Intanto tra l'altro si sta bene Marco in panchina, attento a non appisolarti, mi raccomando. Stavo parlando a distanza con il buon vice del Futsal Valli Chioggia, Marco Doria. 60 minuti importanti, eventuali supplementari, eventuale recupero, con il Mirano che comunque tornerà in campo presto perché sabato e domenica ci sono le Final Four di Coppa DC2, un appuntamento che il Valli non ci è arrivato, un po' arrabbiati con se stessi, c'è invece il Mirano e ci saranno grandi sfide, saremo lì a raccontare proprio noi due al tuo fianco. Il Mirano in una settimana si gioca tutto, si gioca gran parte della stagione, stasera potrebbe arrivare un titolo e quindi arrivare sabato in pompa magna alle Final 8, oppure potrebbe essere l'occasione per riscattare un'eventuale delusione di stasera, vedremo. Chi perde raggiungerà sicuramente il Futsal Trissino. Salutiamo i ragazzi di mister Barilani, Omar Barilani, che tra l'altro è qui presente a vedere la sfida. Futsal Trissino già qualificato per effetto della forbice, un gran distacco sulla terza classifica compagnia Malo. C'è ancora da capire chi sarà invece l'altra squadra, quella del girone C. Ci sarà lo spareggio tra lo United Futsal Rossano e il Monticano, questi saranno venerdì sera, ma che tra l'altro mi sa venerdì 17, perché infatti oggi parlavo con il buon Cecchi via messaggio di C5 Time, che saluto ovviamente, sempre presentato
quasi pronto per i primi 30 minuti, pronto anche Andrea con il cronometro, perché c'è da dire appunto che Andrea Di Giambattista è qua nel retro telecamera per prendere la visione della sfida, ma anche alla regia. Intanto subito il Mirano fermato la maglietta Ne d'oro. approfittiamo del primo minuto per fare gli auguri al buon Andrea, che non è voluto mancare nonostante il compleanno. Ma come poteva festeggiare in modo migliore Andrea che non con uno spareggio? Tra l'altro lo ricordavo anche in trasmissione venerdì, Zona Futsal, che questa settimana tornerà giovedì. Abbiamo già la certezza di avere mister Luciano dell'Arzignano e mister Tolio dell'Atletico Bassano in trasmissione, poi vedremo chi ci sarà. Attenzione qui l'apertura, bravo Luca Boscolo visto a fermare, non riesce a trattenere in campo Schiavoni il pallone. E ne ho commentato già uno spareggio molti anni fa, era uno spareggio di C1 per andare in vita. L'Arzignano ci ha detto che era un derby tutto vicentino a San Martino di Liubro. Intanto il primo tiro parato senza tanti problemi dal numero 20 Andrea Bullo. E tu che sei allenatore e mi auguro di non averti al mio fianco nel prossimo anno, vuol dire che hai trovato la tua squadra. Grazie. Come si prepara una partita del genere? Tra l'altro oggi sentivo il presidente Basso del Valli, si sono ritrovati piccola riunione tecnica, merendina tutti assieme. Come si prepara dopo anche il weekend pasquale? Teniamo conto che venerdì hanno giocato e poi sabato e domenica si è festeggiato. Intanto attenzione al tiro! La risposta di Bonotto. Qui c'è stato la rivediamo forse anche con l'aiuto. No, Bonotto ha coperto dello specchio di porta. C'è stato un erroraccio di Bassic che ha perso l'uomo in banda, taglio dietro la schiena e l'uomo si è pesato solo davanti a Bonotto, che ha salvato la gran portiere Alessandro. Sì, deve fare attenzione anche a non sbattere, perché entrambi i portieri sono veramente due giganti. Ancora il tiro. Conclusione, intanto tiro dalla distanza, sicuro però Bullo con le mani, tiro preciso mi sembra del numero 11. Colledan, sì, è proprio lui, mi sembrava, sì. Fosse proprio lui. Stavi dicendo come si prepara? Difficile perché è mancato il tempo in questa occasione, hanno giocato solamente venerdì sera le due squadre e hanno dovuto anche conquistarsi questo spareggio perché hanno avuto due partite molto ostiche entrambe in trasferta. E so che il Mirano si è trovato il giorno di Pasqua per una rifinitura e hanno provato a preparare la partita. Credo anche che ormai si conoscono benissimo le due squadre, quindi c'era solo da raccogliere le energie e metterle tutte in campo stasera. Andrea, se mi senti in regia, il tempo sei bloccato a 2 secondi, non vedo movimento del tempo. Siamo a 2 minuti e 40. Tra l'altro, grazie Roberto. Va detto anche la posizione in cui si trova a lavorare il buon Andrea quest'oggi. Telecamera altissima, aspetta che andiamo a togliere anche la mia voce, non voglio risentire attenzione. Qui ottima la giocata con l'altro Boscolo visto, questa volta il numero 21 che è andato a calciare fuori. Entrambe le squadre hanno deciso di attendere, non pressare, ma una difesa a metà campo. Fase di studio iniziali. Stavi dicendo appunto sono già trovate due squadre all'andata. Il 7 novembre ha vinto il Mirano 3-1 con doppietta di Matteo Stein, oggi assente, più gol di Carregnato. Dalla parte opposta invece Tiozzo Tonon, anche lui oggi è lasciato in tribuna all'ultimo da mister Sandro Bosco Agostini. Nella gara di ritorno, giocata il 20 febbraio, un mesetto e mezzo fa, 2-2 in casa del Valli, contro l'altro un gol autorete, vabbè, poi poco conta, proprio del portiere Bullo su un suo rinvio. Quindi insomma una sfida, attenzione, la possibilità di contropartenza con Vianello che cercava Schiavone. Tra l'altro dicevamo prima anche a livello numerico il Mirano ha il terzo attacco del girone con 104 gol fatti e la miglior difesa, soltanto 29 subiti. Dalla parte opposta un Valli che è secondo posto in entrambe le classifiche, 108 gol fatti e 38 subiti. Dunque squadre che si equivalgono anche nei numeri, insomma. Continuano a giocare del Valli, viene però fermata la possibilità di controripartenza, un rimpallo con Riccardo Marangon, l'ultimo a toccare però è stato Colledan, dunque rimessa per il Valli. E dunque potrà ripartire la formazione di mister Sandro Bosco Agostini.
Bisogna stare lì a metterci una vita a cercare giusto il nome con i soprannomi. Ne hanno parecchi di simili. Chioggia, tra l'altro, una delle prime città, possiamo dire, perché è una città, Chioggia, d'estate diventa anche una metropoli con sottomarina. Assolutamente. Una dei primi posti dove si è giocato, si è costruito calcio a 5, perché insomma si conosce Ciosa e il futsal da una vita, intanto sull'esterno della rete. 5 minuti e mezzo intanto andati con un angolo, cioè Schiavone resta lì in fase d'attacco. Attenzione alla giocata, è sbucato Claudio Boscolo Bisto, 6 gol per lui, il migliore. Scandagliato, si è fatto trovare pronto a chiudere. Ora formazione del Valli, ancora lì, ennesimo corner. Intanto un piccolo problemino tecnico, però subito risolto. Vedete il cronometro che va al contrario. Attenzione, sbucato molto bene qui Vianello. Sta facendo fatica il Mirano, non riesce a togliersi questo problema. Intanto Valli confronto con un poker di cambi. In questo avvio il Valli tiene il possesso palla, ha avuto l'occasione, abbiamo detto prima, abbastanza importante, dove Bonotto si è fatto trovare pronto. Intanto Schiavone. Vedremo se il Milano riuscirà a guadagnare un po' di campo. Mirano intanto fermato quanto Boscolo Bisto, sta per entrare mi sembra anche il gemello, è quello qua, Luca Boscolo Bisto. In questo momento sono in campo entrambi i gemelli, tra poco però il 21 uscirà dal campo, tra l'altro 2 giocatori in odore di rappresentativa. Tra 2 settimane il Veneto andrà in terra laziale per cercare di portare a casa più riconoscimenti possibili. Intanto giro palla con Vanin che trova libero Caregnato, lo scambio, giocatori molto esperti. A livello giovanile Chioggia che ha lavorato molto bene, Mirano invece che si affida molto a giocatori di esperienza che hanno calcato anche palcoscenici molto più importanti rispetto a una C2, anche se oggi ci si gioca un passaggio in C1 e questa è una partita che vale quanto una Serie A, voglio dire. Sì, sono 2 squadre, soprattutto il Mirano con tanta esperienza, Valli tanta carica, tanta gioventù e comunque qualche esperto come Nidal, come non so se è una nazione pericolosa, come Schiavon, e sicuramente l'esperienza del Mirano questa sera può essere un fattore. Adesso abbiamo cominciato a vedere le prime rotazioni, sono entrati Caregnato e Stocco, adesso entrerà anche Zanchetta nel Mirano, mentre il Valli li ha cambiati tutti e 4. Intanto va in profondità il pallone che arriva comodo tra le mani di Bonotto, autore di una grandissima parata in questo avvio di primo tempo. Siamo appena all'8° minuto, ci sono già state delle ottime emozioni. Intanto è bello, un bel colpo d'occhio anche da qui con l'immagine di Giambattista che vanno a scandagliare, giusto per usare un gioco di parole con scandagliato, quello che è il pubblico. Qui avrei dato rimessa per il Valli, mi sembrava un ultimo tocco di Stocco. Ti dirò che io sono d'accordo con gli arbitri in questo caso. E allora probabilmente stavo dicendo... Uno dei 2 indovinato però. Probabilmente ho visto male io. Intanto è entrato anche Luca Zanchetta, altro giocatore. Zanchetta decisivo per questo spareggio, in quanto nella gara di ritorno a Valli mi pare stato lui a siglare il 2-2 finale all'ultimo secondo, se non ricordo male. Sul tuo campo ho letto Soncini e Basic, ma mai dire mai. Potrei ricordarmi male. Intanto il destro di Zanchetta che scaglia subito il suo piede forte. È il giocatore che ha nel tiro da fuori una delle sue armi migliori. Intanto ecco qua l'hai nominato prima Nidal Zaccuni, 18 gol per lui, 19 ne ha segnati Vianello. Il migliore in campo, quantomeno tra i 22, è Matteo Basic, il numero 13 del Mirano, che ha già segnato, che ha segnato 20 gol in campionato. E al momento invece, qui rivediamo subito il replay di un tiro che ha praticamente mangiato, tagliato tutto il campo. Ancora fermo sullo 0-0 questo spareggio. Si prova ancora il Mirano, non è preciso però il fendente di Caregnato per Davide Stocco. Tu che sai tutto più di me, dove gioca il fratello di Davide? È fermo, è fermo Cristian. Si è fermato per lavoro. Qualche giocatore visto e rivisto, attenzione qui, vince un rimpallo, una spallata viva di Caregnato con Stocco che viene però fermato dal recupero di
Boscolo visto. Bravissimo Caragnato nel recuperare palle e generare una ripartenza, è peccato un attimo nel passaggio leggermente lento e ha dato modo alla difesa del Valli di recuperare. Il corner adesso è per la squadra del Mirano. Zanchetta, la puntata dalla distanza, i colpi ce li ha. Nel frattempo mi segnalano che il 2-2 della partita di ritorno è stato segnato da Bassic allo scadere. E allora Da casa mi danno questa info, quindi errore mio. Dall'altra parte non puoi far tutto giusto, Cioè, già essere al mio fianco insomma è un onore per te e ti lascia anche sbagliare qualche volta. Grazie. Intanto grazie. si lotta, non c'è il fallo, recupera il Valli, Boscolo visto ancora il tiro, la deviazione. Quantomeno in questi primi 10 minuti non ci siamo annoiati, un avvio un po' in sordina, poi adesso le squadre lasciano spazi e c'è comunque intensità e fisicità. Vedo le squadre comunque molto attente, questa sera sicuramente vincerà chi sbaglierà meno. Qui pericoloso Zaccuni dal corner, deviazione Ha importante. provato a trovare il jolly. Da dietro per Boscolo visto, respinto da Stocco, volevano un mano i componenti della panchina già pronti per Sandro Boscolo Agostini, altri 4 cambi, forze fresche da mandare dentro ogni 5-6 minuti per il tecnico della formazione del Futsal Valli Chioggia. Ora Boscolo, qui forse l'ha toccata per Caragnato. Zaccuni. Sì. C'è infatti una rimessa laterale per la squadra del Valli che quest'oggi gioca in modalità fuori casa, dunque al crono, non c'è il cronometrista in C2 perché appunto il tempo è continuativo, c'è un dirigente della Mirano, Boscolo visto, va a sistemarsi il pallone, esce però bene il capitano Scandagliato. Scandagliato che proprio è l'unico giocatore al momento che deve ancora uscire dei 2 quintetti iniziali, portieri esclusi chiaramente. Pagano scodella il pallone proprio tra le mani di Bonotto, riparte il Eccolo. Mirano, attenzione, in velocità si apre bene in mezzo, il pallone che resta vivo, Zaccuni lo tiene vivo, lo tocca, un 3 contro 2 per il Valli, la palla in apertura per Boscolo visto, non perfetto il passaggio, resta ancora vivo, ora il contropiede allora per il Mirano, siamo dall'altra parte con Zanchetta, tiro fuori. E qua mi sa che si servirà una birra a metà tempo per recuperare energie. Allora, nel frattempo, appena l'ho detto, è uscito Scandagliato. Poi ci sono state una prima ripartenza del Valli, un 3 contro 1 gestito male, anche qui è mancato l'ultimo passaggio, come in precedenza Caragnato con Stocco. Nella ripartenza dove Zanchetta ha intrecciato palla è ripartito, conclusione fuori di pochissimo. 2 grandi occasioni, una a testa. Bonotto intanto fa ripartire il gioco del Mirano. In piedi entrambi gli allenatori, quello del Chioggia già in modalità estiva, summer sottomarina. Col weekend che abbiamo avuto a Pasqua sicuramente loro se lo saranno goduti anche il primo mare. Qui intanto esce bene, vince un paio di rimpalli, ancora poi la conclusione della distanza, ma c'è il primo fallo. Bassic da terra, ha sgambettato un paio di volte secondo il signor Stocco. Lo rivediamo. No, forse ha fischiato Zanchetta. Non era Bassic, infatti lui ha detto io non ho fatto niente, però non aveva visto il compagno. Arrivava Zanchetta da dietro aveva fatto il fallo. In modo un po' scomposto. Non so se potrà essere un fattore questa sera, però oggi abbiamo anche sentito la prima giornata veramente calda. Quindi forse stasera anche il caldo può essere una variabile di questa partita. Staremo a vedere, manca ancora un'eternità. Siamo nella seconda parte del primo tempo, 0-0 tra Valli e Mirano in questo spareggio del girone B di C2. Ora Mirano che alza il baricentro, va ad alzare la pressione, cerca di uscire con Boscolo visto, Schiavo dietro per Vianello, uno dei giocatori simbolo, giro palla per Michele Penzo, giocatore con grande esperienza in classe 92, tornato da dove era partito molti anni fa, lui che ha giocato in giro per tutto il Veneto. Qui intanto c'è il tocco di mano, lo ha visto il signor Stocco, tocco di mano di Carlo Caragnato, che poi ha anche rischiato il cartellino perché è andato a calciare lontano il pallone. Gran giocata. Saliti anche di qualità i ragazzi del Valli Chioggia, ricordo il Boscolo visto qualche anno fa, le prime esperienze di Final 8 ancora di C2, giocatori che ricordiamo potranno essere parte
importante di quello che è il Veneto, che andrà nel Lazio e torneo delle regioni. Un'altra punizione per il Valli, lascia lì il pallone, giro palla, Bosco l'ho visto, va a caricare il destro, la risposta di Bonotto, molto paratona di Bonotto che ha allungato la gambona, lo rivediamo subito nel replay. Gran parata perché era praticamente coperto da 2-3 compagni e un avversario. Fin qui possiamo dire che la sta decidendo Bonotto. Due interventi importanti della sua squadra, nel male del Chioggia, ovviamente. Due interventi molto importanti. Bosco l'ho visto, si gira bene, avanza, viene fermato da Caregnato, però non resta lì il possibile contropiede, palla per Caregnato, Bullo non esce, Caregnato la apre troppo. Anche qui ghiotta occasione, forse da ignorante in materia tecnica, un Valli che costruisce e un Mirano che cerca di rispondere in contropiede. No, indovinato, anche secondo me. Mirano molto attento in fase difensiva, aspetta a metà campo come abbiamo detto, pronto a intercettare e ripartire. Questa probabilmente l'ha preparata così il mister Stein. Valli che alterna 3-1 e 4-0, ma soprattutto 4-0. Va via bene. Siamo al terzo fallo. E qui a 13:40, come si vede dal cronometro in sovraimpressione, la situazione falli inizia a farsi leggermente scomoda per il Mirano di mister Stein. Abbiamo rivisto insomma 3 falli che c'erano tutti fra l'altro. Esatto, stavo dicendo insomma fallo anche davanti al signor Piazza, un fallo che c'era tutto. Ancora una punizione, vediamo uno schema. Stasera il disegnatore è andato sul sicuro, ha messo 2 arbitri di esperienza. Apertura fermata, però non riesce a ripartire in velocità, mi sembra con le danne. Sì. Era qui, è qui presente Gaudenzio Raffaelli, uno dei disegnatori. Intanto c'è il time out di mister Stein, che si è diciamo che ha giocato sul sicuro con 2 arbitri d'esperienza. Sì, li conosco, bravi, esperti. È importante anche da gestire questa partita qui quando si alzeranno un attimo i toni. Per il momento i toni sono abbastanza tranquilli, 3 falli onesti, non cattivi. Vedremo se la partita verrà sbloccata, come continuerà poi a livello di agonismo. Sì, agonismo è un fattore importante quest'oggi, perché dopo il campionato fatto, insomma, l'abbiamo detto in apertura, per entrambe le squadre possiamo dire che entrambe meriterebbero questa promozione. A volte accade, però non si può. Magari succederà. Potrebbe succedere con i playoff. Certo che gli amici di Triscino, i ragazzi di Rossano e Monticano staranno dicendo: ma cosa sta a dire testoni? Playoff comunque che si giocheranno 17 aprile, la prima del triangolare, e poi si va 8 e 15 maggio, quindi per chi ci andrà è un altro mese abbondante di lavoro. Tornano in campo le squadre, intanto ripartirà Bonotto, ha già la palla in mano, attende il fischio per servire scandagliato lì vicino a sé Bassic, qui sotto la nostra postazione. Aspettiamo il fischio del signor Piazza che fa ripartire il gioco, 11 e 20 da giocare, poi ovviamente anche l'eventuale recupero con un giro palla del Mirano che non va però a buon fine. Intanto superiamo anche i 200 tifosi da casa che ci stanno guardando, li salutiamo. Qui intanto un errore che in una partita del genere non dovrebbe essere commesso. Insomma, aveva ragione il test Andrea a non festeggiare il compleanno a casa da solo, ma qui con 200 persone che ti stanno guardando e qualcuno che mi sta molestando da dietro. Intanto non riesce a ripartire con Penzo che attende la salita dei suoi compagni, palla sotto la suola, avanza dopo aver superato il metà campo. Valli che insiste col 4-0 e anche cambiandone 4 alla volta, quindi i meccanismi. Bella la palla per Schiavon! Bonotto miracolo. Arriva in corsa, non c'è deviazione, no, non c'è deviazione, la rivediamo. La palla che ha trovato, toccato la traversa, aveva toccato la traversa la palla che... Forse Bonotto con la mano. Allora fammi vedere un attimo il replay, Andrea, se ci riesci. Lo rivediamo giusto finché il direttore di gara redarguisce Schiavon. Grandissima giocata, si è aperto Schiavon. Forse ma sai che l'esultanza di Bonotto. Ma non so se Bonotto
esatto, stava esultando Per la averla traversa o per toccata, averla per la toccata. traversa. Lo sa Fatto solo sta che lui. comunque sono Grande anche azione, dei grande tocchi azione. impercettibili e va detto che l'azione è stata spettacolare. Qui c'è il fallo. Corretto. C'è il fallo. Guardate, il signor Stocco aveva detto che si poteva continuare, ma il direttore di gara Ma cos'è? ha visto e che secondo me ci stava toccando. Lo vediamo, perché è stato- Piazza era in diagonale, lo vedeva meglio. lo vedeva meglio, infatti. E va bene che Corretto ci anche siano- questo fischio. che ci siano due arbitri. Beh, per la serata era il minimo doveroso il doppio arbitro. Mirano con Bassic che si accentra, va a calciare, una deviazione, esce il Valli, pallone nella piede, viene fermato ma vince contrasto Vianello, Vianello però ora deve fermarsi, regala praticamente il pallone a Bassic che danza sulla corsia laterale, Vianello ancora, Vianello scarica dietro, allora può rifiatare un attimo con Penzo, Schiavon, Penzo ancora, fa girare palla, 8,50 intanto a riposo. Altro giocatore pronti. di esperienza di categoria superiore, penso. Sì, nel riscaldamento era un po' incerottato perché gli anni insomma si fanno sentire un 92. Ha avuto anche dei problemi Ha l'anno avuto anche scorso, dei inizio problemini. stagione, ha faticato un po', adesso dovrebbe essere a posto. Zacconi intanto rientrato in campo, anche lui cerca di aprire il pallone, il rimpallo con Coledan, la palla che può essere servita anche ad Andrea Bullo che gioca subito lì vicino a sé, Zacconi si apre con l'urletto, viene servito ma non in modo efficace, si arrabbia un po' Michele Penzo, gli aveva servito il pallone, non però con la giusta misura. Tanto Soncin tocca il pallone dietro per capitano Scandagliato, Coledan guardato da Zacconi, Coledan va via, Coledan ancora fermato poi da Bullo con il corpo. Zacconi aveva cercato di mandare a terra l'avversario e invece lui stesso caduto, caramolato a terra, palla per il tiro della distanza di Scandagliato. Soncin nel Mirano che ha l'esordio in questa partita, appena entrato, primi minuti per lui. E non è facile entrare in un momento caldo della partita, sì, fermi sullo 0-0, ma a freddo insomma non è proprio il massimo. È sicuro delle sue potenzialità il mister Matteo Stein, no scusate, Nicolas Stein, Matteo è in tribuna. Scandagliato proprio per Soncin che torna dal suo capitano, gira la palla dalla parte opposta verso Vanin, Soncin fermato, può ripartire allora il Valli, forse c'era un fallo, Soncin resta in piedi, intanto è entrato anche Marangon, Simone Marangon per maglia numero 23, problemino intanto per il capitano Scandagliato a terra, si sta toccando la caviglia, io credo che abbia posato male la caviglia nel contrasto. Perché subito ha alzato la mano. Non so se è stato toccato, l'ha posata male lui. Un problema che potrebbe diventare pesante. Qua qualche protesta di mister Sandro Bosco. Voleva il fallo cumulativo su Nidal Zacconi a metà campo. Però talmente veloce anche poi l'azione che è andata avanti e proseguita che sembrava un'eternità dal possibile fallo ricevuto a quello che poi è il problema occorso a Luca Scandagliato. Ricordiamo anche 9 gol per il capitano del giocatore fondamentale Mirano. per il Mirano, giocatore dall'alto minutaggio. Intanto lo vedete, e di qualità. si è tolto la casacchina rosa fucsia Caregnato. Però credo sia Zanchetta il designato a entrare per sostituire eventualmente Scandagliato come centrale. Eccolo qua, infatti è andato a togliersi. C'è anche Zanchetta infatti entra Zanchetta. Come sta zoppicando Scandagliato e dal suo volto. Mi dicono che aveva già un po' la caviglia in disordine prima di stasera. Intanto applausi sportivi da parte del numeroso pubblico, anche di Fedevalli. Qui intanto Simone Marangon, maglia 23, si prende un nuovo laterale in zona di fondo, qui si allunga forse troppo il pallone, ma c'è ancora una deviazione. Sì, se l'hanno vista è angolo. Il corner, sì, l'ultimo a toccare è stato Davide Stocco, l'abbiamo rivisto anche qui nel pronto replay che ci ha fornito Andrea Di Giambattista dall'alto del suo trespolo. Matteo Pagan, pronto, guardate questo nuovo corner, in mezzo il pallone che sbuca su Marangon, ancora una deviazione
la palla però è uscita, Fondo. dunque ripartirà Bonotto da fondo campo. Bonotto comodo lì vicino per Zanchetta, Soncin si fa vedere, Zanchetta, ora palla per Soncin, giro palla verso Vanin, Zanchetta gira per vie orizzontali il Mirano e la pressione di Zaccuni che strappa il pallone, poi Zanchetta una sportellata, si prende la rimessa laterale, ha rischiato il pasticcio il team del Mirano. Stocco, Zanchetta, Soncin cerca di prolungare ma si frappone tra il passaggio del compagno Matteo Pagan, solo laterale per la squadra di mister Nicolas Stein, già battuto. Caregnato, è entrato anche lui, 4 alla fine, Marangon ancora in fallo laterale. Scandagliato intanto sembra un po' meglio. Si è alzato, sta camminando davanti alla panchina di competenza Mirano, qui intanto l'errore di Basic, non ne approfitta però Marangon, palla ancora per Basic che si gira, c'è il tocco, no non c'è tocco, dunque la palla è uscita. Mirano che conferma le difficoltà in fase di costruzione, fa fatica a rendersi pericoloso. Valli invece che in questo primo tempo sta decisamente giocando meglio e ha avuto anche le occasioni migliori, però non è riuscito a concretizzare, soprattutto grazie a Bonotto. Attenzione la giocata con il tiro in mezzo, la palla che resta lì, poi la caramba e il gol del vantaggio di Simone Marangon, che ha avuto la bravura di crederci fino all'ultimo, un pallone che pareva perso per il Valli. Andremo ora a rivedere nel play, pensavo che il pallone fosse arrivato alle mani di Bonotto, intanto c'è confusione ovviamente sulla panchina, lo rivediamo, il pallone che resta lì, poi ha provato il colpo di tacco, assist di Basic, non si aspettava la palla, un po' pasticciato, Bonotto non riuscito a intervenire, ma è stato più bravo di tutti il giocatore del Valli a metterci il piede e a metterla dentro per il vantaggio. Al 27esimo dunque è cambiato il parziale dal Palaciconi di Ponzano Veneto con il vantaggio firmato da Simone Marangon che sale a quota 8-9 in campionato, 8 li ha firmati in regular season. Le palle intanto dietro per la risposta del Mirano che arriva con il destro di Zanchetta che trova lo spazio ma calcia abbondantemente a lato. Intanto ultimi scampi di primo tempo per il nuovo quartetto del Valli. Intanto arrivano i messaggi dei supporter del Valli ma anche quelli del Mirano live con la chat sul canale YouTube di Futsal Veneto TV. È ancora lunghissima, però andare a riposo avanti di un gol dà maggior segnare a 3 tranquillità. minuti alla fine del tempo è il momento perfetto, però ne abbiamo già detto, Mirano squadra esperta, non avrà problemi a reagire e assorbire il colpo. Intanto ecco qua il cambio, esce anche Marangon che si prende il 5 da tutti i componenti della panchina. Un gol importantissimo, ricordiamo che in questo spareggio, attenzione la palla prolungata, non c'è però il tocco, il tiro direttamente fuori di Matteo Coledan. Ricordiamo che in palio c'è appunto la promozione nel massimo torneo del Veneto, la C1 del prossimo anno, che ha salutato la marca Futsal Montebelluno dopo la regular season e saluterà anche una, attenzione, Zaccuni fermato, l'esperienza che resta ancora lì, pallone che non tocca da nessuna parte, esce alle spalle di molto bravo Zanchetta qui a fermare Zaccuni. Assolutamente. E stavo dicendo che scenderà anche una tra Vigo Reale e Valdagno, con il Vigo Reale che si è complicato la vita nell'ultima giornata andando a perdere in casa con l'Union Diavoli nella bellissima serata di tutto il futsal minuto per minuto, ma attenzione con Caregnato che protegge ora il Mirano, cerca di spingere, mancano una cinquantina di secondi più il recupero, perde però il pallone, vince il contrasto. Intanto ringraziamo, non riesco a capire, io sono boomer, o mi scrivete chi siete, se no come cavolo faccio a salutarvi dopo telecronache, i migliori, the best, the Vabbè, best, accettiamo i complimenti. e detto sì, tanto palla lunga, che brividi. Ora ovviamente il Mirano deve anche un po' scoprirsi, perché come mi insegnava il buon Lucio Solazzi, l'abbiamo tanto rivisto sul canale Play, perdere 1-0, perdere 10-0, sempre hai perso, esatto. esatto. Cambia nulla. Quindi insomma cambia poco nulla.
stiamo attenti anche, il direttore di gara mi sembra che abbia segnalato un 2 minuti il signor Stocco, dialogando a distanza con il collega Piazza. Allora mancano per esattezza 20 secondi, il cronometro non è perfetto, mancano 20, forse si stavano mettendo d'accordo su, attenzione, Ancora un pallone che sbuca lì. si stavano mettendo d'accordo su quanto recupero chiamare, credo in 2 minuti ci stiano un time out più un po' di gioco. Problemini non soltanto per Scandagliato, che comunque si era rialzato. È Eccoli là. è tornato in campo. Sì, ufficializzati intanto i due di recupero, Stefano. Bene che Scandagliato sia rientrato in campo, c'è una deviazione, dunque sarà ancora un corner per il Valli con mister Sandro Bosco Agostini che chiama lo schema della sua panchina, palla in mezzo, ancora una deviazione sul tiro di Luca Bosco, visto. Mancano 1 minuto e 40, siamo già entrati nel recupero. Per chi ci sta seguendo abbiamo avuto un problemino con il cronometro inizio gara, il direttore di gara ne ha assegnati 2, ne sono già passati 30 secondi, dunque minuti finali di questo primo tempo con il Valli, come vedete in sovraimpressione da grafica, avanti per 1-0. Il tempo, come dicevamo prima, abbiamo dovuto mettere il conto alla rovescia, purtroppo non sapendo quanti erano. Ecco qua, mancano 1 minuto e 5 secondi esatti, con il buon Roberto Cosin che mi fa segno sul suo orologio del tempo che sta scorrendo. Intanto recupera il pallone, c'era una trattenuta non ravvisata, era difficile ravvisarla quanto è stato veloce, è stato furbo con le mani, anche perché Mattia Boscolo non l'ha sentita, è partito in velocità. Intanto Floria Costantin, Forza Atletico Bassano, loro in C1 ci sono già dopo la vittoria, attenzione al tiro, dopo la vittoria del campionato del girone C, come c'è già anche il Cuore Celtic Verona. Insomma 2 su 3 le abbiamo, la terza la scopriremo tra 30 minuti e quanti secondi, Roberto? 30 minuti e 30 secondi o forse qualcosina in più, perché se in caso di parità, ricordiamolo, ci saranno 2 tempi supplementari a 5 minuti e eventualmente i calci di rigore. Ultima possibilità per il Mirano di sistemare il punteggio sul tabellone del Freccia Cigogna, bellissimo impianto che ospita questo spareggio. Siamo a Ponzano Veneto, terra di grande futsal, mentre arriva il duplice fischio del signor Stocco di Treviso, terra di grande futsal con la Cam Treviso che proprio gioca qui in casa. Allora da Veneti auguriamoci, ne parlavo prima con il buon Marco Bonoro, responsabile di storia giovanile, auguriamoci che la squadra di mister Silvio Rocia, del presidente Alessandro Zanetti, possa rimanere ancora in Serie A. 4 partite ancora da giocare, tra l'altro sa venerdì prossimo è la sfida importante qui con il Mantova. Noi auguriamo che la Camera resti in A1. Un commento veloce su questo primo tempo, risultato io direi giusto, perché comunque Mirano tenuto a galla da Bonotto e poi quel gol carambolesco, però l'1-0 per il Valli ci sta tutto. Sono d'accordo Stefano, per quello che abbiamo visto nel primo tempo, vantaggio meritato del Valli. Vedremo nel secondo tempo le contromosse di mister Stein per il Mirano. Il vostro test con Roberto Tosin, l'immagine di Giambattista, diamo un appuntamento tra una decina di minuti per il secondo tempo dello spareggio tra Valli Futsal Chioggia e Mirano. In palio c'è la C1.
Eccoci di nuovo in diretta. Eccoci di nuovo in diretta, pronti per il secondo tempo di questo spareggio. Riparte il Mirano, 30 minuti ancora di speranza per il Mirano. Va bene così al Valli Futsal Chioggia, nel primo tempo è andato avanti con il gol Cambolesco. Intanto non c'è il fallo, attenzione, Basic si accentra, scarica dietro la puntata dalla distanza di Scandagliato che non ha problemi, ha calciato, però ha trovato un bullo attento tra i pali. Decisamente deve star bene, è rientrato, sembra aver superato il problemino fisico che abbiamo visto in precedenza. Bosco Bisco intanto cerca di andare via. Mirano che continua ad affidarsi ai tiri da fuori, sta facendo fatica, come abbiamo detto nel primo tempo, a costruire e rendersi pericoloso. Ci prova da fuori, i tiratori li ha. Però davanti c'è Andrea Bullo che ha il braccio anche la fascia di capitano, dunque ancora più importante la sua presenza tra i pali. Bosco l'ho visto intanto con il 21 è Claudio, il fratello di Luca in questo momento è in panca. Quintetto diverso per questo inizio di secondo tempo per mister Sandro Bosco Agostini. Intanto il tiro di Zaccuni, un rimpallo con Mattia Bosco che non arriva sul pallone. Zaccuni intanto con il petto, il contro break per il Valli. Zaccuni si accentra, scarica il destro che esce di poco al lato. Vianello non ci ha creduto, poteva chiudere sul secondo palo, sarebbe stato un gol fatto. Infatti il mister Sandro Bosco Agostini ha invitato il suo giocatore, è d'accordo con me. Doveva crederci, poteva essere il classico gol sul secondo palo, però quanta bellezza. Zaccuni che ha tentato il tiro, ha fintato la potenza, poi ha messo un pallone al bacio. Tanto problemino per un giocatore del Valli. Boscolo Mattia, il numero 11. Non ho capito, si è preso un colpo al volto. Con la maglia numero 7 mi sembra Davide Stock è andato a sincerarsi delle condizioni, probabilmente nella ripartenza si sono toccate, intanto un problemino. Sì, è Mattia Bosco che si rialza, anzi no, era con il numero 11, scusatemi Matteo Colledan. Un colpo fortuito probabilmente, in testa, sì. Gli applausi di tutto il pubblico pagante, anche se quest'oggi si pagano soltanto i panini e le birre. Ovviamente ingresso gratuito per questa ultima sfida. Si è andato a sedersi in panchina, ma intanto si è ripreso il gioco con Zacconi che riceve, poi scarica dietro per attenzione, ora Bosco l'ho visto che cerca l'apertura, il pallone era per Vianello, ancora Valli, pallone scodellato avanti con Zaccuni che viene fermato a Scandagliato che fa partire Basic, il pallone resta vivo, bene in difesa Vianello, qui Bosco l'ho visto, il pallone però è uscito, va a calciare comunque Bosco l'ho visto, il pallone però è uscito, lo aveva fatto sentire anche il direttore di gara con un fischio, poi qualche protesta da parte del giovane numero 21, giocatore in forza della rappresentativa del Veneto al prossimo TDR. Scandagliato. Sì, naturale come la partita che stiamo vedendo. Non stavo capendo cosa mi stava chiedendo. Mi sembrava di chiedere un po' troppo. Arrivava rifornimenti. Più che altro ci avevo pensato sulla birretta, però ho detto beh no dai, facciamo in serie per una volta. Giro palla, intensità, non va a buon fine, difende bene, attenzione Basic, siamo già nella metà campo avversaria, Basic, una spallatina di Bosco l'ho visto, che può far ripartire il Valli, l'apertura per Zaccuni, lo scambio, ancora Valli, il tiro a terra e poi Bonotto. Ancora Bonotto, parata importante. Grande azione del Valli, sia Boscolo per Zaccuni molto bravo a scaricare e la conclusione è arrivato Bonotto. Schema, palla in mezzo, l'autorete sul corner di Vianello, mi sembra di Basic.
ora andremo a rivederle. Fatto sta che al quinto minuto il Valli raddoppia, si porta sul 2-0. Andiamo a eccolo qua il replay, palla in mezzo, forse no, o forse scandagliato, no, forse è stato scandagliato Basic, non lo so. Se lo fa rivedere. Fatto sta che la cosa importante in casa Valli è che è arrivato il 2-0 all'inizio ripresa, sono passati soltanto 5 minuti, ma è un doppio vantaggio importante. Qui intanto la palla non che è la prima esce. volta che nel corso della partita il Valli si affida a questo schema su calcio d'angolo, stavolta ha trovato la deviazione. Hai detto bene, nel primo tempo Bonotto aveva difeso bene il palo. 3 volte l'abbiamo visto. Ancora attenzione al Valli. Ora assolutamente deve sbilanciarsi il Mirano, ma il Valli recupera ancora il pallone con Boscolo Bisto che va a lottare con Scandagliato, che poi allunga il pallone fuori dal campo. Il Mirano adesso deve cambiare passo. Questo gol in avvio, ecco, rivediamo il gol. Basic, mi sembra Basic a rivedere. Non lo so, ma ripeto, in casa Valli cambia poco, che sia uno o l'altro non c'è nessun problema. 2-0, ora per il Milano, ripeto, la differenza ora è doppia. Deve decisamente cambiare passo, deve alzare il ritmo e deve cominciare a essere pericoloso, perché in fase di costruzione ha avuto problemi questa sera. Scandagliato, bene, però ha i giocatori per recuperare la partita. Recupera ancora Coledan, va sul fondo Coledan, cerca di mettere in mezzo un pallone, ma Claudio Boscolo Bisto mette in corner, un corner che tiene vive le speranze d'attacco per la formazione di Nicolas Stein. La giocata, il corner, un rigore in movimento con il mancino. Grave errore del Chioggia qui. Basic da solo, liberissimo, non è riuscito ad arrivare col corpo giusto per concludere bene verso la porta. E allo stesso tempo però va detto che quando una squadra ti concede un'occasione del genere non puoi non sfruttarla al meglio. Soprattutto in una serata così, in un momento così della partita, sarebbe stato fondamentale accorciare le distanze. Ci prova ancora il Mirano, deve assolutamente riaprire la partita, ma difende bene il pallone, viene ravvisata la distanza con Vianello, colpito dal laterale del giocatore del Mirano. Vianello che arretra di qualche metro, palla per Scandagliato, giro palla ancora, ora è Caregnato che addomestica il pallone dopo averci un po' litigato. Zaccuni prende il pallone e anche il tempo, il numero 11 Coledan. Zaccuni arresta la sua corsa, cerca l'imbucata per un compagno. Scandagliato recupera, ma è ancora Valli in profondità. Intanto colpito Zaccuni al volto, ferma il gioco il signor Piazza di Padova. Sportivo comunque Scandagliato, andare a chiedere scusa all'avversario, sì, non c'era assolutamente intenzionalità. Assolutamente no, sono stati anche compagni di squadra, un colpo fortuito, però Nidal, tutto ok per Nidal, si può ripartire. Intanto errore con la suolata di Davide Stocco, mister Stein fa alzare i componenti della sua panchina e inizia a pressare il Milano, chiaramente non può continuare a restare nella propria metà campo e aspettare, deve alzare la pressione. Mister Stein l'ha chiamata, vedremo se porterà i frutti sperati. Si è alzato Luca Zanchetta, l'ha chiamato per nome, palla per Scandagliato che si gira su un pezzettino di campo. Bella azione, bello inserimento di Scandagliato, si è girato da pivot vero, diciamo così, fuori di pochissimo. Scandagliato che di ruolo non sarebbe un pivot, ma all'occorrenza l'esperienza quanto è importante. Recupera ancora, palla per Caregnato, Caregnato il tiro fermato da Schiavon, poi il pallone è uscito, la rimessa laterale per la formazione del Valli, lo rivediamo, il pallone aveva toccato il gomito di Caregnato. Però fortuito, ci sta, non fischiare nulla. No, assolutamente, non c'era assolutamente fallo, però appunto il tocco ultimo era del numero 8 del stavamo dicendo di Scandagliato, è uno di quelli che deve trascinare i suoi e alzare il ritmo e l'agonismo della squadra. Intanto esce Matteo Vanin per Zanchetta che ha battuto subito il fallo laterale della parte opposta per Stocco. Caregnato, Zanchetta ancora, poi il movimento di compagni in avanti, Scandagliato arretra, deviazione di Schiavon. Il Valli non deve commettere
l'errore di sedersi sulla poltrona No, e essere tranquillo. Credo che il Valli deve continuare a giocare come ha fatto dall'inizio della partita, perché se inizia ad abbassarsi e a rallentare il gioco può aiutare, può agevolare il Mirano. Scandagliato sulla corsia di sinistra davanti alla tribuna gremita di spettatori, quasi tutti veneziani, sfida tra due formazioni della provincia veneziana che hanno regalato spettacolo al girone B di C2, che decide questa sera nello spareggio tra le prime della classe. È stato un dominio assoluto tutta la stagione, fino a metà c'era anche il Perlumia come terza incomoda, poi sono rimaste loro due. Laterale Mirano, scandagliato, sistema il pallone con il mancino, lo scarica su Caregnato che va a calciare, pallone che viene toccato anche da Stocco. Palla che esce, lo rivediamo. Stocco poteva trovare la deviazione vincente, non era semplice. Anche perché il tiro di Caregnato era un fendente. Tanto bravissimo Scandagliato a recuperare, possibilità di ripartire, un 3 contro 2, Scandagliato apre per Stocco, Stocco sul fondo, direttamente telefonato però tra le mani di Andrea Bullo che rilancia lunghissimo, ancora Scandagliato di testa. Altro problemino forse per il capitano, che resta comunque in campo un po' la Beckenbauer, anche se in quel momento era più spalla-braccio che caviglia ovviamente. Quando va a posare il piede Scandagliato sente delle fitte, si vede. Rimessa laterale intanto la perde Mattia Boscolo, allora Mirano che resta lì. Però qui di Caregnato si era preso qualche metro in più, qualche metro abbondante. Scandagliato non gradisce l'errore del compagno. Questi sono errori che devono essere assolutamente evitati in casa Mirano. Qui intanto la scivolata di Stocco. Possiamo dire una cosa, Stefano, la pressione del Mirano sta mettendo un po' più in difficoltà il Valli nel possesso palla. Nel primo tempo il Valli giocava molto facile, molto fluido. Adesso con questa pressione sta sbagliando qualcosa il Valli e il Mirano recupera palla. Valli che prova ad uscire, c'è la spinta di Soncin, fallo e anche cartellino giallo. Mi sembra un po' eccessivo per Matteo Soncin. Vista la partita, visto il metro, un fallo onesto. Il giallo, vista ripeto la partita in questo momento. Però un giallo in questo momento, quando gli animi che iniziano un attimo a surriscaldarsi, magari qualcuno ci pensa due volte prima di commettere un fallo, a volte punisci il fallo meno grave per tenere a bada. Esatto. Zacuni intanto cerca l'apertura, proprio Soncin mette giù bene un bel pallone, poi riparte fermato da Stocco che era libero. Marangon il tiro. C'era Stocco liberissimo, era stato perso dalla difesa del Chioggia, però Soncin non l'ha visto e non riesce a dare la palla dentro. Infatti esce dal cambio a Matteo Coledan, non certo mandando rose e fiori al compagno di squadra, ma qualche parolina di incazzatura che ci sta. Intanto cerca di saltare Marangon con uno scavetto il numero 10 Luca Zanchetta, laterale Mirano, recupera il pallone proprio Zanchetta per battere questo fallo laterale quasi all'altezza della linea di metà campo davanti alla postazione. Da qui con le immagini di Giambattista Test e Roberto Sini mi stanno raccontando questo spareggio del girone B di C2. Soncin, l'apertura viene fermato da Luca Boscolo visto. Zanchetta, giocata di Zanchetta, tiro dalla distanza, diciamo prova ancora con la conclusione da fuori, che non è semplice, c'è un gran portiere, poi in quel caso la distanza era elevata. Intanto la palla proprio per Soncin, l'ultimo a toccare è stato proprio il 2 del Mirano, dunque laterale per il 2 del Futsal Valli Chioggia. Boscolo Bisto che sbatte proprio su Soncin, recupera comunque ancora il pallone Boscolo Bisto, Marangon, la giocata di fine, poi sparacchia fuori con le Dan, rientra intanto Bassic proprio per il cattivo tra virgolette di questa partita Soncin, unico giallo del match. Dalla distanza ci prova anche Luca Boscolo Bisto, tiro da dimenticare. Possiamo dire che al dispetto di quante erano le previsioni iniziali, partita sostanzialmente corretta, non ci sono stati episodi cattivi o falli violenti, quindi bene così.
gara maschia ovviamente, tra due squadre che si conoscono a memoria, con il Mirano che riparte quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara, stiamo per superare il 15° minuto di questa ripresa. Un gol per tempo per il Valli, Futsal Chioggia, che conduce 2-0 sul Mirano. Mirano che perde il pallone, lo recupera bene Zaccuni, la giocata cercata, poi recupera ancora il pallone Zaccuni sul rimpallo vinto, Zaccuni a provare il destro, Ripartenza pallone possibile. che non voleva ripartire di Caregnato, si lascia forse un po' cadere, gesti eloquenti di rialzarsi subito in campo da parte della panchina del Valli, che si sono un po' messi al posto del direttore di gara. Qui Caregnato doveva sfruttare meglio questa poteva e doveva sfruttare meglio questa ripartenza. Zanchetta, ora proprio Caregnato sulla corsia di destra, si accentra Basic va via con una bella giocata, poi bravo Bosco Bisto a lasciare il pallone tra le mani di Andrea Bullo. Vediamo se sarò smentito, Stefano, però vedo un Valli che a difesa schierata è difficile da penetrare. Il Milano deve approfittare delle ripartenze se vuole creare pericoli. Ancora un tiro da distanza di Matteo Colledan, tra l'altro iniziamo ad entrare anche in possibilità di uomo di movimento. Manca ancora tanto. Credo che a 7-8 minuti alla fine Stein dovrà ricorrere anche a questa opzione se il divario resterà di 2 reti. Dato Marangon non trattiene in campo il pallone, poi a ripartire allora la formazione di mister Nicolas Stein, che fa giro palla nella propria metà campo e la supera con un passaggio in verticale verso Colledan. Il tiro fuori di poco, c'era comunque sulla traiettoria Andrea Bullo, lo rivediamo subito con il replay. Tiro dai 12 metri, però ripeto, difesa schierata il Valli stasera sta concedendo poco niente. Fin qui la merenda fatti al palazzetto, tra l'altro vedevo prima una foto perdone, stavo leggendo un messaggio in avvertire di Scandagliato, una foto sul profilo social del Valli dove la squadra è stata accolta dai giovani atleti, ce ne sono tanti anche qui in tribuna. Ancora giro palla con Scandagliato che chiama a rapporto anche Bonotto, che alza il suo baricentro. Colledan prolunga avanti per il numero 5 Vanin, ancora giro palla Basic fermato, Colledan da Zaccuni brecca, Zaccuni si allunga troppo il pallone e va a vincere un fallo laterale e poi chiama raccolta il pubblico. Gran giocata questa, ha raccolto il massimo che poteva raccogliere. Sì, ha provato l'inserimento, poi visto la palla un po' troppo lunga è stato bravissimo nel guadagnare una rimessa laterale importante. Marangon lo scambio con Bosco Bisto che va a terra, il pallone che resta lì, il rimpallo nella sfera che arriva tra le mani di Bullo, palla lunga per il numero 6 Riccardo Marangon, bravo. Qua però giocata troppo facile, Milano si è messo male in pressione, il portiere ha potuto lanciare tranquillamente sul pivot che si è girato e ha calciato. Brutta difesa in questa occasione del Milano. Bosco Bisto protegge il pallone, lo scarica dietro per Bullo alza la testa, un colpo sulla testa di Marangon tra le mani di Bonotto, riparte 18-27 sul cronometro, ne mancano 10 e poco più, con Colledan che va via, Colledan solo l'esterno della rete, anche qui forse però poteva avanzare di qualche metro, lo rivediamo, aveva lo spazio per farlo, era sì molto aperto sulla sinistra Basic. Stanno provando quei tiri da fuori. Intanto il tentativo con la rovesciata di Vianello. Ha cercato la giocata dell'anno. Se la faceva ci saremmo denudati a favore di telecamera, qui intanto prende il pallone, viene però fermato. Adesso il Mirano che parte con Scandagliato, il tiro che termina alto, non c'è deviazione. Molto squadra bravo, apertissime, vediamo ancora un rilancio lungo. Molto bravo il difensore a chiudere su Scandagliato. Regalerà sicuramente spettacolo in 2 tempi Bullo. Certo che Bullo bisogna prima sparargli
per far sì che cada a terra prima del tiro. Eh sì, bel portiere. Prima errore di Basic, grande occasione per il Valli, ma si è salvato il Mirano. Qui fallo e giallo corretto. Fallo Giallo anche duro. per Vianello che alza il pollice e va a chiedere scusa a Basic. Mister Stein si è giocato anche la carta Baso, che è entrato il 17, è entrato da un minuto. Prima apparizione per lui nella partita. Intanto abbiamo visto nel replay il tentativo proprio prima di Vianello, che poi si è preso un cartellino giallo. L'uscita di Bonotto, la freddezza di Vanin nel non calciare via subito la palla, e qui l'occasione di Scandagliato. Proprio scandagliato il capitano. Si accende la partita per il gran finale. 20 ancora, anzi 10 sul cronometro ancora da giocare. Mister Stein continua a chiamare la pressione a Y o Calice. 2-1-1. Bravo Vianello a proteggere bene il pallone, lo scarica dietro, poi non è preciso Marangon con la maglia numero 6. Stein vuole il time out, eccolo qui. Credo, Stefano, siamo a meno 9,5 più recupero, che prepari il quinto uomo. Time out dunque richiesto a gran voce da Nicolas Stein con Capitan non vedo maglie in questo momento. No, eccola, è comparsa, maglietta del quinto in movimento. Penso per Scandagliato potrebbe essere, vediamo. Mi sembra di sì. Sì, Scandagliato. Sì, proprio il capitano inquadrato tanto i due direttori di gara. Vedremo il Valli se andrà a pressare questo Mirano per evitare il quinto di movimento, oppure attenderà poi a metà campo. Si parte su una rimessa da 3/4, quindi credo la pressione sia difficile, e vedremo anche Stein come imposterà il quinto. Sta cercando di disegnare lo schema da adottare con la lavagnetta, il tecnico del Mirano. Scandagliato che va a dialogare con il signor Stocco di Treviso. Però Scandagliato deve entrare in campo, penso. Sì, come portiere, giusto per avere un po' innervosito a seguire le vicende della panchina del Valli, che anche lì quelle adesso ho capito. Scandagliato ha chiesto all'allenatore del Valli di indossare la casacca perché era bianco e quindi avrebbe potuto confonderlo con un proprio compagno. Ha risolto l'enigma. Basic. Vediamo se la riaprono o il Valli trova la terza rete, che potrebbe essere la sentenza a questo campionato e a questa partita. Porta sguarnita quella del Mirano, che però sta attaccando. 2-1-2 per il Mirano, difesa a quadrato per il Valli. 2-2. Fermato intanto Basic dal numero 11 Mattia Boscolo. 11 doveva essere di Stefano Tiozzo Tonon, è stato preferito proprio Mattia Boscolo. Giro palla ancora, Scandagliato, un sinistro impreciso, esce dal campo, rientra dentro tra i pali Alessandro Bonotto. Bullo lungo, recupera Maragall il pallone alla Valli, lo addomestica, poi però cade proprio sul pallone il numero 7 Matteo Pagan. Bene la pressione Schiavon ad evitare la ripartenza veloce degli avversari. Il Valli decide di attendere e non pressare il cambio portiere. Basic, il pallone in mezzo, il tiro, poi una carambola con la gran parata, attenzione, rischia qui Matteo Vanin, gran parata questa. Ci vuole anche un po' di fortuna, l'ha avuta il portiere del Valli, fortuna anche riduttivo parlare di fortuna quando uno ha parato di tutto. Sono d'accordo. Sempre 2-1-2 del Mirano. Vanin, Basic ha parto posta dietro per Zanchetta, che decide di andare ancora da Basic. Sul fondo c'è Coledana lì in mezzo, lo scarico deve per un po' Vanin. velocizzare il Mirano, però un po' lento. Cambiano gli uomini in movimento, ora forse un 2-3 quasi, palla in mezzo, fermato, ma recupera ancora, palla sul fondo per Basic che ha cercato di girare veloce. Bravo Zanchetta per Basic, subito l'abbiamo detto, velocizzando hanno trovato lo spazio, quindi rivediamo l'occasione di Coledan. Bravo di Bullo a salvare. Scandagliato sul fondo, però difende comunque bene, si sposta molto bene in velocità. Il Valli finora
Posizione perfetta in fase difensiva. Palla in mezzo, deviazione, laterale in zona d'attacco, dunque ancora per il Mirano che deve recuperare 2 reti. Con il Valli avanti 2-0, la porta sgomita. Zacuni benissimo fermato in modo provvidenziale dal recupero di 5 minuti e 20 Stefano. Intanto il tempo inizia a essere un fattore per il Mirano, deve accelerare i tempi la squadra di Stein. Boscolo visto, Basic con la testa, evita che il pallone finisca tra i piedi del giocatore del Valli, me la recupera in mezzo Zacuni, poi con la testa la scarica dietro Claudio Boscolo visto tra le mani di Bullo che può pionare il pallone e lanciarlo lontano, la spintarella con la schiena, poi la tocca a Zanchetta. Ecco, il mister chiama la pressione mister del Valli. Pressione, ma esce comunque bene il arrivati Mirano. in leggero ritardo. Scandagliato sul fondo, è libero Coledan, ma recupera Zacuni. Onnipresente. Zacuni che qualche secondo prima era in avanti a cercare di segnare il gol, adesso l'abbiamo ritrovato. Uomo ovunque. Zacuni in versione Flash Gordon, velocità a tagliare il campo. 4 minuti e spiccioli per attenzione, rischio di Coledan. Rischiosissimo, rischia poi anche Vanin, non riesce a prendersi il pallone, uno dei 2 gemelli Boscolo visto, Claudio nell'occasione con la maglia numero 21, scandagliato a destra, riceve il pallone, lo scambio con Vanin, prolunga il giro palla, la formazione del Mirano sul fondo, il pallone con il tiro di Zanchetta che sbuca sulla destra, ma vola come un falco Bullo. Scarica e taglia, arriva rimorchio Zanchetta, purtroppo per il Mirano tiro centrale, Bullo impeti in calcio d'angolo. Scandagliato dietro per Vanin, ancora Zanchetta, il tiro e la deviazione, pallone ripreso da Basic fermato dalla difesa, Vanin ancora un tiro, il pallone che resta lì, lo recupera, no, però è corner, giusto è corner, poi c'è stato il tocco di Schiavon, viene invitato ad indietreggiare allora il numero 14 Nidal Zacuni. Il tiro, ancora una deviazione, ancora un corner, intanto stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti, 180 secondi, intanto rientra Stocco per Coledan. 3 più credo 2 di recupero e un time out più un minuto di gioco ci stanno tutti. Apertura Scandagliato, cosa ha aspettato di Scandagliato? Vanin, Zanchetta, giro palla fermato da Boscolo visto! Da casa sua non inquadra lo specchio di una porta sconfitta. Pressione del Valli. Ora Valli che si alza in campo, ci sono i 2 gemelli che vanno subito a dar pressione alla formazione avversaria, non può toccare il pallone il portiere. Vediamo Boscolo visto, viene fermato, il pallone è recuperato nella parte opposta da Stocco che viene atterrato con il fallo e c'è anche il giallo per Nidal Zacuni che va a chiedere scusa. Tutto corretto. Sì, c'era il fallo. Ma d'altra parte un fallo mi sembra clamoroso di Zanchetta, però si è salvato, poi la palla è arrivata miracolosamente a Stocco guadagnando punizione e cartellino giallo. Mirano che la deve mettere dentro assolutamente. Scandagliato sul fondo per Stocco, fermato da Mattia Boscolo che recupera in modo impeccabile. Intanto abbiamo rivisto anche il fallo di poc'anzi. La palla per Vanin che mette giù il pallone per il petto. L'arbitro dice no, però c'è stata una deviazione, ravvisata dal signor l'arbitro numero 1 ha corretto il collega che non aveva visto la deviazione. Direzione di gara comunque impeccabile. Per ora non possiamo dire nulla, perfette, sia nei falli sia nei gialli, partita comunque sostanzialmente corretta. Erroraccio del Mirano che vuole il time out mister Sandro Boscolo Agostini. Giustamente il mister arrabbiato perché ha chiamato il time out parecchio tempo fa, l'arbitro probabilmente preso dalla partita era concentrato sul gioco più che sul time out. Un minutino ancora. Direi che andiamo verso i 3 di recupero, Stefano. 2 time out e 1 di gioco. Si fa sempre più dura però adesso per il Mirano. Adesso deve rischiare il tutto per tutto. Adesso è quel momento in cui non importa quanti ne prendi nella tua porta, ma devi assolutamente... Devi anche rischiare di prendere il terzo per fare il primo. Anche perché
quando rientreranno in campo mancheranno una manciata di secondi. Vedo però delle facce un po' sconfortate, anche se l'esperienza di un Basic, di un Stocco, di un Zanchetta, di Scandagliato dentro in campo. Stein rischia con Scandagliato in porta, giustamente non vale la pena aspettare di recuperare palla per cambiare il portiere. Però quel pallone lì perso in modo, direi, stupidino, è stato davvero ti brucia un 30-40 secondi per devi recuperare palla. L'apertura intanto con la testa, palla però ancora per Bosco, l'ho visto che la viene persa, poi arriva il fratello che calcia direttamente sul corpo di Vanin. Intanto siamo già entrati nel recupero e i tifosi del Valle iniziano ad alzare la voce. Non l'abbiamo visto il recupero. Vicinissima. Vediamo il direttore di gara se andrà a disegnare il recupero. 2 minuti come nel primo tempo. Stocco, intanto il pallone è uscito. Però con 2 time out sono pochi 2 minuti. 2 minuti. Un minutino in più ci stava sicuramente. Meglio per il Valle e peggio per il Mirano. Zacuni lungo a cercare Mattia Boscolo. Speranze ridotte al lumicino, ci sono già pronti i giocatori oggi in panca del Valli. Attenzione, Scandagliato e Bullo compie una parata che decreta una C1 sempre più vicina. Cosa ha parato Bullo, Roberto? Cosa ha parato Bullo? Ha messo il timbro sulla promozione del Valle, mi sbilancio, gran parata. Stocco si lamenta perché il compagno poteva scaricare, ma ci stava il tiro di Scandagliato. Gran parata di Bullo che porta i suoi in C1, ripeto, Bullo mi sbilancio. Che nel 2-2 del ritorno ci aveva messo anche il rilancio che poi ha portato l'autoretta del Mirano, dunque un mezzo gol per il portierone del Valli. Mancano pochi secondi, recupera quasi il pallone in avanti, la palla che termina ancora tra le mani di Andrea Bullo. Il direttore di gara controlla il cronometro, non ha ancora messo il fischietto in bocca, di testa Luca Bosco, l'ho visto, stava per mettere la parola ad end, ma una parola ad end che arriverà tra pochi istanti, con il direttore di gara che controlla il cronometro. Ancora aspettano con l'O interminabile i tifosi del Valli. Scandagliato, la giocata a Zacuni, la corsa sotto la curva riservata ai tifosi del Valli, fussa e chioccia e il triplice fischio, la parola fine. Il Valli riporta Chioggia in C1. Grande vittoria, grande festa, mister in lacrime, giustamente mister del Valli. Gran partita, dominata questa sera, non c'è altro da aggiungere Stefano. Tanti complimenti al Valli, li facciamo anche al Mirano perché è arrivato fino a qua e se l'è giocata tutta, però il Valli stasera è stato superiore, bravi loro. Il Valli l'ha meritato sul campo dopo una stagione giocata alla pari fino alla fine, 59 punti a testa. Adesso il Mirano dovrà recuperare le energie. E ti interrompo perché il Valli non ha capito che è finita. È finita! Non avevano ancora capito che era finita! E giusto per metterci anche il sorriso finale, aveva fischiato nell'euforia del caos generale, non l'avevano sentita. Baci e abbracci ovviamente tra tutti i protagonisti. Mirano che tornerà in campo sabato nelle Final Four di Coppa e poi cercherà l'assalto in C1 con i playoff. Non è facile, ma partiamo da loro. Cosa dovranno fare per resettare da questo momento buio, perché una sconfitta di uno spareggio è sempre un momento buio, per rialzarsi e dimostrare che sono una grande squadra? Credo la cosa da fare è resettare, dimenticare stasera, usare la rabbia e la delusione per trasformarli in energia per sabato e domenica e fare una grande Final Four. Questo credo dovrà chiedere Stein ai suoi ragazzi. Le squadre che si salutano in campo, una partita corretta, entusiasmante, intanto si salutano qua i due allenatori. Per il Valli adesso è finita, un Valli che in prospettiva del prossimo anno ha degli elementi importanti da mettere in luce anche in C1. Mi viene un po' da pensare che nel veneziano si lavora tanto bene con i giovani
giusto per fare qualche nome, Fenice, Nestra Fenice, Bissuola, il Marcone, il Valle, insomma, senza nulla togliere a Petrarca, Came, Cornedo e via discorrendo, però c'è una bella scuola, possono fare grandi cose e questa sera hanno dimostrato, ma non che avevano più fame del Mirano, perché il Mirano non è venuto qua con l'appetito già a sazio, ma hanno dimostrato di essere superiore quest'oggi. Stasera sì, e hanno dimostrato anche di avere una gran bella squadra, dei giovani molto interessanti, una squadra che ha giocato bene, organizzata, hanno una bella base da cui ripartire per fare una bella C1. E tra l'altro mancava la vittoria negli scontri diretti in campionato, una vittoria andata per il Mirano, un pareggio, intanto qua esultanza dei campeones del Valle Chioggia, ma bello anche vedere i ragazzi del Mirano che vanno a salutare il nutrito e folto pubblico arrivato qui dalla cittadina veneziana. Sì, stasera c'era parecchio pubblico, direi anche equamente diviso fra le due squadre. Mirano va a raccogliere giustamente anche gli applausi dei suoi tifosi che sono venuti a vederli, hanno dato il massimo e quindi secondo me quando dai il massimo dispiace chiaramente, ma i rimpianti sono pochi perché hai dato tutto, sicuramente non sono soddisfatti del risultato. Stasera il Valli è stato praticamente perfetto, sottolineo quello che abbiamo detto in cronaca Stefano, soprattutto in fase difensiva stasera il Valli non ha concesso nulla, è stato superiore. Allora, l'appuntamento ovviamente per zona futsal giovedì sera alle 20:30 sul canale YouTube di Futsal Veneto TV, poi sabato invece la Final Four a Tombolo di D e C2. Apriremo alle 14 con PSN Legnano Polverara contro Futsal Città Murata, poi alle 16:30 la seconda sfida di D tra Vicenza e Dragon Futsal, una sorta secondo gli diritti di lavoro di finale anticipata, poi alle 19 ci sarà in campo il Mirano contro il Baita Saviabona, chiude la giornata con il Celtic Verona e Monticano. Roberto, noi ovviamente ci rivediamo, ci risentiamo, ci riconnettiamo sabato e domenica nel weekend di Tombolo, Tombolo è la casa del futsal. Grazie, è stata una bellissima partita, grazie Roberto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie ad Andrea Di Giambattista, tanti auguri, buon compleanno, adesso tutti quanti in discoteca offre Andrea. Nel vostro test appuntamento a sabato e domenica, ma intanto con la festa finale, complimenti al Valli Futsal Chioggia e mando un grande bacio al mio amico Marco Doria che se lo merita. Tutto quanto dal test è tutto, Ponzano Veneto, Pala Cicogna, viva il futsal! Ciao a tutti.